Ad Elvis Tibaldi del Comitato per la salvaguardia del Friuli rurale, ce l'avete fatta insomma essere qui presenti contro Renzi? Sì, anche grazie alla Questura che ha capito e capisce come la nostra lotta sia una lotta seria, serena, di contenuti e non di violenza. Siamo orgogliosi di questo, in tanti anni abbiamo affermato la legalità e la difesa dello Stato di diritto, una sentenza eccezionale ci ha dato ragione e dopo 8 anni di lunga lotta. Di questo siamo orgogliosi e portiamo questo, come dire, all'incasso di un popolo intero, non solo di un comitato, non solo dei contadini che si sono sacrificati per mantenere la lotta in tanti anni, ma del popolo friulano per intero, perché il paesaggio del Friuli e la prospettiva di vita del Friuli è cosa di tutti. Tante bandiere del Friuli e con la specialità che viene messa a rischio dalle riforme nazionali, voi come pensate di opporvi? La specialità non è a rischio, la specialità è già in fase di avanzata vendita o svendita e questo nonostante il fatto che la nostra beneamata governante continua a dichiarare che dobbiamo fare i bravi per meritarci l'autonomia. È un bel inganno, nel senso che l'autonomia ci viene scippata giorno dopo giorno. La riprova è l'ultima, questa della protezione civile, che è l'espressione più vera, l'espressione più, come dire, più densa della partecipazione di un popolo alle proprie sorti e alla partecipazione di un popolo alla difesa del proprio territorio e della propria gente. Ebbene, anche questa ci è stata infine scippata ed è stata portata altrove.